20 dipendenti del centro carni di Tombolo sono risultati positivi al Covid. Lo screening su tutti i 170 operai della grande azienda dell'Alta Padovana è stato fatto dopo che uno di loro, che doveva affrontare un intervento in ospedale, è risultato positivo al tampone che viene eseguito di routine a chi deve sottoporsi a ricovero. L'azienda, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6 Euganea, ha subito attivato il protocollo sanitario, prima con il tampone rapido e poi con il classico tampone per la conferma. Sono già stati effettuati 2 cicli di tamponi e l'azienda assicura un continuo monitoraggio. Noi stiamo prevedendo una serie di tamponi a tutti i nostri dipendenti e ogni circa 5 giorni, una settimana verranno tamponati tutti quanti per circa 3 settimane e per fare un screening totale, quindi in qualche modo riuscire a verificare che tutti i nostri lavoratori lavorino in sicurezza. I positivi, tutti asintomatici, sono in isolamento. Si tratta di un focolaio circoscritto ad un settore specifico dell'azienda, quello del disosso, dove sono impiegati operai di una cooperativa. I titolari del centro carni però hanno voluto il monitoraggio di tutti i 170 dipendenti. All'interno della ditta si segue un rigido protocollo di sicurezza con la misurazione della febbre da parte di addetti della Croce Rossa e gli ambienti di lavoro vengono sanificati più volte al giorno. Essendo un'azienda alimentare abbiamo degli standard di sanificazione molto alti e per quanto riguarda l'aspetto uffici e l'aspetto spogliatoi sono stati ulteriormente sanificati con un'attività diciamo, specifica per il problema del virus.